Ha evidenziato unione e compattezza il vertice del Med5 svoltosi venerdì e sabato a Venezia, presieduto dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, cui hanno preso parte i ministri dell'Interno di Spagna, Grecia, Malta e Cipro. L'incontro segue quelli di Atene e Malaga e ha visto anche la partecipazione in videoconferenza del ministro dell'Interno francese in qualità di rappresentante del paese che sta svolgendo attualmente le funzioni di presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Abbiamo avuto dalla nostra anche l'impegno della Presidenza francese e le rassicurazioni della prossima Presidenza ceca nel portare avanti due principi che per noi sono fondamentali. La responsabilità sì, ma che deve essere vista insieme ai principi di solidarietà. Quindi noi speriamo che questa dichiarazione politica, che uscirà come ultimo atto di una presidenza francese, venga portata avanti con grande impegno anche nel semestre successivo e in quelli a venire. Confermato, ha spiegato la responsabile del Viminale alle due presidenze uscente ed entrante dell'Unione Europea, il supporto ad un approccio graduale step by step sul negoziato per un patto europeo su migrazione e asilo. Prima noi facevamo un discorso di logica del pacchetto, cioè o si approvava tutto o non andava avanti il patto immigrazione e asilo. Adesso abbiamo ragionato nel senso di portare man mano i vari punti del patto all'esame dei paesi e noi abbiamo acceduto a questa scelta di fare passo dopo passo e quindi questa credo che sia stata la linea vincente, perché se oggi arriviamo a una dichiarazione politica di questo tipo, perché nel frattempo ci sono stati dei passi avanti su altri aspetti tipo Eurodac o screening. Nel prossimo decreto flussi, ha spiegato poi Lamorgese, se l'anno scorso si è trattato di 70.000 persone, quest'anno i numeri saranno più elevati, ma si sta lavorando alla Presidenza del Consiglio per accelerare le procedure. In questo nuovo ordine globale però c'è preoccupazione per il rischio di una crisi alimentare dovuta al blocco navale. E noi speriamo che tutto l'impegno che i vari leader europei, ad iniziare dal nostro Presidente Draghi, dall'ONU, possano man mano e in tempi rapidi sbloccare un canale nel Mar Nero che possa consentire alle navi con il grano e il cereale ucraino di arrivare in quei paesi terzi che ne hanno assoluta necessità.